Una rivelazione potente ha appena scosso la notte di Napoli, lasciando tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in stato di massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni fresche direttamente dai bastidores azzurri. Come sempre, restiamo fedeli alla nostra missione di alzare il livello, offrendovi tutto ciò che è più recente, più affidabile e più decisivo per il futuro del club. Prima di entrare in un tema che sta già facendo discutere l'intera città, lascia un like e iscriviti al canale. Questo aiuta davvero tanto il nostro lavoro. Perché oggi, nei corridoi interni del Napoli, qualcosa di veramente gigantesco sta prendendo forma. E la bomba del giorno riguarda un nome che ha già movimentato il mercato italiano in passato e che torna ad essere caldissimo alla vigilia di gennaio: Federico Chiesa. L'esterno italiano, oggi a Liverpool, non ha ancora ritrovato la sua migliore versione in Premier League e, secondo nuove informazioni, potrebbe essere vicino a un ritorno in Serie A. Questo perché il Napoli, ancora una volta, avrebbe effettuato dei sondaggi per capire la situazione del giocatore e valutare se esiste margine per una trattativa in prestito. Chiesa non ha mai smesso di essere apprezzato da Antonio Conte. La sua energia, la sua capacità di rompere le linee, l'aggressività e l'intensità si sposano perfettamente con lo stile dell'allenatore. Ma il Napoli vive un problema concreto: il centrocampo è devastato dagli infortuni, mentre le fasce offensive non rappresentano la priorità assoluta in questo momento. Ciò nonostante, un giocatore come Chiesa, anche arrivando per completare la rosa, darebbe profondità e soluzioni tattiche di enorme valore. Tuttavia, il TMV ha rivelato che c'è un altro club italiano molto interessato: la Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso ha chiesto apertamente un esterno capace di giocare sia a sinistra sia a destra. Esattamente il profilo di Chiesa. Gasperini cerca qualcuno in grado di fare la differenza nell'uno contro uno, accelerare le transizioni e rendere imprevedibile l'attacco. E l'azzurro della nazionale si incastra alla perfezione in questo identikit. Ma qui arriva il dettaglio che potrebbe cambiare tutto: Mohamed Salah. Dopo l'ultima partita del Liverpool, il fuoriclasse egiziano ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro che hanno alimentato dubbi sulla sua permanenza. Se Salah dovesse lasciare il club, il Liverpool non libererebbe Chiesa in nessun caso, perché avrebbe bisogno di lui come sostituto immediato. Se invece Salah rimanesse, l'ipotesi del prestito diventerebbe concreta. In altre parole, il destino di Chiesa passa direttamente dalle decisioni e dagli umori di Salah. È un domino che può far girare tutto il mercato. Nel frattempo, il Napoli osserva da lontano. Conte approva, Manna analizza, ma la priorità resta la ricostruzione del centrocampo. Tuttavia, se il Liverpool aprisse alla formula del prestito, la società azzurra potrebbe inserirsi seriamente nella corsa. Chiesa come riserva di lusso o come arma tattica nelle partite decisive sarebbe un'aggiunta di peso in un momento della stagione che richiederà profondità massima. La Roma, dal canto suo, considera Chiesa un obiettivo più urgente. E questo potrebbe accelerare la trattativa, includendo formule creative per dividere lo stipendio o inserire un'opzione di riscatto futura. Adesso voglio sentire voi, tifosi del Napoli: Chiesa dovrebbe essere una priorità? Vale la pena sfidare la Roma per lui? Oppure il focus assoluto deve restare sul centrocampo? Lasciate la vostra opinione nei commenti. E non dimenticatevi di mandare un super thanks per sostenere ancora di più il nostro lavoro.